ci occupiamo di opere d'arte. Mi piace vedere le opere d'arte e voglio che il pubblico che viene a vedere le mie mostre abbia una relazione e un contatto con l'opera d'arte, non con una trasposizione, ma mi piace molto che questa trasposizione e questa suggestione continua, e quindi mette insieme la conoscenza con l'emozione che anche la tecnologia genera, ciò avvenga non in assenza delle opere ma in presenza delle opere. E quindi nella decina di sale nelle quali lavoreremo al San Gaetano di diversa dimensione avremo delle parti nelle quali costruiremo attraverso, e qui l'esperienza della tournée teatrale che stiamo facendo adesso arriva proprio perfetta, sale nelle quali lavoreremo non con dei semplici video, degli schermi così, ma lavoreremo con dei piccoli LED dentro le sale che danno ovviamente una possibilità di stare immersi nel modo più bello dentro le cose. Quindi ci sarà un percorso continuo dal principio alla fine, dalle miniere belliche del Borinage 1880 fino ai campi di grano di Auvers luglio 1890, 10 anni soltanto, un percorso nel quale alterneremo letture di lettere, nel quale alterneremo immagini stupende che già abbiamo girato e che ulteriormente andremo a girare in tutti i luoghi nei quali Van Gogh ha vissuto, in questo anno e mezzo, poco più che ci separa dall'apertura della mostra. Avremo tutti gli inserti filmati che assieme al Dipartimento di Ricerca del Museo Van Gogh faremo sullo studio del colore che Van Gogh ha utilizzato. Sapete che quando arrivano gli impressionisti nascono anche i colori in tubetto e quindi cambia radicalmente la modalità di